Oggi un'importante inaugurazione di una rotonda qui a Cordignano, una sinergia tra provincia e comune. È la testimonianza che quell'indirizzo assunto qualche anno fa di lavoro in squadra, cioè comuni, province e regione, anche in qualche caso, producono risultati che poi risolvono problemi ai cittadini. Qui abbiamo un intervento da 332 mila euro, finanziato per 132 dalla provincia, il resto con risorse dell'amministrazione comunale, che finalmente toglie un pericoloso incrocio e dà, oltre che sicurezza, anche una sostenibilità ambientale, visto che le macchine circolano in modo scorrevole. Una bella spunta ad una sfida piuttosto impegnativa che abbiamo intrapreso ancora nel 2019 e che via via si sta concretizzando in tutta la provincia di Treviso. Ecco, nessuna macro opera, però piccole opere fondamentali per la cittadinanza. Questa forse è stata la chiave di volta di quei bandi che abbiamo fatto. Noi concorrevamo con il primo fino a 200.000 euro per il massimo di 50.000 euro, di 50% del costo dell'opera. Abbiamo elevato quella soglia a 2,50 con il secondo bando viabilità, e quindi sì, piccole opere perché però tutte sommate, tutte assieme, risolvono tanti piccoli problemi.